Il violento nubifragio abbattutosi dal Contres Barone di Barcellona aveva fatto temere il peggio, persino un rinvio, ma quando l'arbitro dà il via libera, Nuove Virtus e Ragusa scendono in campo con la stessa determinazione di sempre, pronti a giocarsi ogni pallone della 13ª giornata di Serie D. La gara, intensa, combattuta, ma avara di grandi occasioni nel primo tempo, si accende al 35esimo quando Ligea reclama un rigore, conclusione di Cardinale, braccio largo di Accetta e proteste immediate. Il direttore di gara però lascia correre. Dall'altra parte il Ragusa risponde con Carone che sfodera un sinistro destinato in fondo al sacco e serve un super intervento di De Falco per tenere il risultato sullo 0-0. Nella ripresa il ritmo cresce, Mister Mara si affida al giovane Simone Torre, classe 2009, che illumina subito la scena, semina il panico in aria e calcia a colpo sicuro, ma Esposito si oppone con una scivolata provvidenziale. Ligea insiste e crea una vera sequenza di occasioni, sinistro dalla distanza di Cicirello bloccato da Esposito, conclusione di Maltese neutralizzata ancora dall'estremo azzurro, poi Longo manda sull'esterno della rete da posizione defilata e Mirasci ci prova da fuori con la palla che termina di poco a lato. Il forcing però non basta, dopo 95 minuti ad alta intensità il tabellone resta inchiodato sullo 0-0, un punto che vale oro per il Ragusa, sempre più deciso nella lotta a salvezza, molto più amaro invece per Ligia Virtus che sale a 24 punti ma vede sfumare il primato. Al vertice ora c'è il Savoia avanti di una sola lunghezza.